Nell'ambito delle attività istituzionali e sociali dell'Associazione Cattolici in Politica, rappresentata dal professor Enzo Di Natali, esperto in bioetica, anche quello di esortare le amministrazioni pubbliche alla riduzione delle aliquote relative ai tributi locali in rapporto al calo del valore immobiliare che le stesse hanno sul mercato. Quale speranza per la città di Agrigento e quanto ci chiediamo noi come cattolici in politica? Agrigento è una città dove ogni anno purtroppo si chiudono centinaia di case. Ogni anziano che muore è una casa abbandonata perché nonché un peso per gli eredi, i quali sono costretti a pagare tributi sempre più salati senza ricevere alcun frutto economico. Considerato che il mercato immobiliare ha subito un tracollo fino al 50% in meno, noi ci chiediamo: i contributi da versare non dovrebbero subire anch'essi una riduzione? Qui siamo adesso dinanzi ad una contraddizione palessiale. L'eredità, che un tempo era segno di ricchezza, oggi si sta trasformando in causa di povertà. Guai a ricevere una casa in eredità. A questo punto la domanda iniziale diventa drammatica. Quale futuro in una città senza giovani, senza lavoro, senza sviluppo? Dove andremo a parare? Senza un adeguato progetto a lungo termine, purtroppo Agrigento è destinata al fallimento totale. Infatti, i quartieri satelliti sono diventati sempre più isole e desolate, dove regna un silenzio tombale. I cattolici in politica, a questo punto, hanno un dovere, è un dovere morale, quello di realizzare un autentico progetto, che mai c'è stato, un progetto che possa veramente guardare l'uomo e dare alle famiglie quella serenità di cui oggi hanno tanto bisogno.